L'onda dei rincari, inflazione da record, Belluno è la terza città più cara d'Italia. Iniziamo con questa notizia, l'edizione di oggi di Edicola Belluno, notizia che troviamo sul Gazzettino di Belluno. La spesa costa quasi 700 euro in più, va peggio solo a Rimini e Bolzano, incidono soprattutto i beni alimentari e quelli per la cura di casa e persona. Inflazione, quanto mi costi? Tanto tantissimo, quasi 700 euro in un anno, è la cifra che le famiglie bellunesi dovranno sborsare in più nel 2025 a parità di acquisti e spese fatte. Quasi 700 euro in più rispetto al 2024 solo per vivere normalmente, per riempire il carrello, per mangiare, per pagare le bollette, il riscaldamento e la benzina. E quei 700 euro devono in qualche modo saltar fuori dalle economie domestiche, spesso, per non dire sempre, sanguinose e complicatissime, perché la coperta è sempre la stessa ed è corta per giunta per quanto uno cerchi di tirarla da una parte e dall'altra. Sul podio il dato è quanto mai rognoso, anche perché colloca Belluno tra le città più care d'Italia, un primato di cui i bellunesi avrebbero fatto volentieri a meno. Lo dice l'Istat, che ieri ha reso noti i dati territoriali dell'inflazione di luglio, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d'Italia in termini di aumento del costo della vita. Non solo quindi delle città capoluoghi di regione o dei comuni con più di 150.000 abitanti. In testa alla graduatoria Rimini, dove l'inflazione tendenziale è pari al più 2,8%, la più alta d'Italia, si traduce anche nella maggior spesa aggiuntiva su base annua, equivalente a 771 euro per una famiglia media. Medaglia d'argento per Bolzano, che con più 2,2 su luglio 2024 un incremento spesa annuo pari a 730 euro a famiglia. E poi sul gradino più basso del podio ecco Belluno terza, sia per inflazione con più 2,6%, sia per spesa supplementari pari a 678 euro annui per una famiglia tipo. Al quarto posto Pistoia, che con un'inflazione del 2,4%, la quarta più alta del paese, registra una stangata pari a 649 euro. Seguono Padova, Arezzo e ancora Trieste, Verona. Chiudono la top 10 con 541 euro Lucca e Siena, entrambe con un'inflazione del 2%. La media nazionale vede l'inflazione crescere dell'1,7%, con un aumento del costo della vita pari a 427 euro. Questione di montagna. Tra le località in classifica la montanità di Bolzano sembra essere caratteristica comune a Belluno, ma allora perché Trento è al 37° posto con un aumento solo dell'1,4% per 402 euro complessivamente all'anno? E che dire di Aosta, che invece è tra le zone più virtuose del paese, più 0,7%, 194 euro? Probabilmente non c'entra la geografia, c'entra invece il cosiddetto carrello della spesa. Istat infatti segnala che i beni alimentari e quelli per la cura della casa e della persona mostrano una dinamica in accelerazione. Salgono su base annua da più 2,8 a 3,2% e aumentano i prezzi anche per i prodotti ad alta frequenza d'acquisto da più 2 a più 2,3%. Tra i beni si accentua la flessione tendenziale dei prezzi degli energetici, meno 3,4% da meno 2,1% di giugno, e accelerano i prezzi nel settore alimentare, più 3,7 da 3,3. Nel comparto dei servizi si registrano tensioni sui prezzi dei servizi relativi ai trasporti, più 3,3 da più 2,9, e dei servizi vari, più 2,2 da più 1,6, mentre accelerano quelli dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, più 2,7% da 3,2%. Da più 3,2%, scusate. L'articolo è a firma di Damiano Tormen. È l'effetto dei Giochi Olimpici 2026, in futuro temiamo ulteriori aumenti. Il parere dei sindacati, la CISL, parla di bolla a 5 cerchi. Per la CGIL le terre alte meriterebbero maggiori incentivi. E adesso leggiamo la prima pagina del Gazzettino di Belluno con le notizie messe in primo piano. La prima riguarda gli alloggi per 720 agenti, notizia riferita sempre alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, le cause del flop, tempi stretti, vincoli e cauzioni, solo 4 gli hotel disposti ad accogliere le forze dell'ordine per la sicurezza a 5 cerchi. Federalberghi pesa il bando in ritardo, ma la prefettura corre subito ai ripari e ne indice un altro, sarà più elastico. L'articolo di Santin a pagina 3. L'inflazione galoppa, costerà ai bellunesi quasi 700 euro in più, notizia di cui abbiamo già dato spazio come apertura di questa edizione di Edicola Belluno. La foto di copertina ci porta a Sedico, 6 spagnoli multati dai carabinieri forestali, torrentismo abusivo nell'area protetta, appassionati dei canyoning durante la discesa di un torrente. L'articolo di Claudio Fontanive lo troveremo a pagina 9. Belluno, crisi climatica, il Nevegal punta sulla sostenibilità, l'articolo sempre di Fontanive a pagina 5. E ancora Fontanive firma un articolo a pagina 10 che ci porta ad Agordo, patentino da montagna, informare è più utile. La palestra
scusate, dei cani eroi, li addestriamo nel lago. Fido può salvarvi la vita, soprattutto se è ben addestrato a farlo. Lo sanno bene i volontari dell'associazione ASD Lifeguard Dog, un sodalizio con sede a Kaupos Rendel Grappa, presieduto da Maurizio Spagno, ex guardia costiera australiana, che conta diversi soci. E hanno imparato a saperlo anche i 3 cani, 2 Labrador e un Terranova, Achille, Larissa e Cuba, i loro nomi, dei vari eroi, ovvero cani di salvataggio che sono al fianco dei volontari della Guardia Costiera di Venezia e che si allenano anche nelle acque del Corlo. L'approfondimento a pagina 7. Vediamo in questo scatto Larissa durante un bagno del Corlo, uno appunto dei Labrador addestrati per il salvataggio di vite umane in acqua. E a proposito di salvataggio, forze dell'ordine, andiamo invece allo sport, hockey ghiaccio, Kala Jajanaiska, un asso finlandese guiderà l'attacco dell'Afro, notizia che ci porta a pagina 13 a firma di Dibona. Cultura, Belluno, un dipinto di Ippolito Caffi arricchisce Palazzo Fulcis, Dedonà a Palazzo 14, a pagina 14 l'articolo a firma di Daniela Dedonà. Feltre, Festival degli artisti di strada alla Piazza Teatro a cielo aperto. Dal 28 al 31 agosto la 26esima edizione di Voilà con proposte per grandi e piccoli. Porteremo alcuni spettacoli anche nelle frazioni, l'articolo di Scarton a pagina 6. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi, in questo caso la notizia principale come foto di copertina ci porta in una notizia di carattere regionale. La mamma si gira, lui sparisce, disperso in mare a 6 anni, Cavallino, la catena umana formata dai bagnanti sulla battigia per cercare il piccolo. Angoscia a Cavallino per un piccolo di Roncade, disperate ricerche fino a notte, mobilitati anche i bagnanti, come si può vedere da questo scatto. Il bimbo di 5 anni in fin di vita, altra notizia di carattere regionale, sotto indagine la manovra di chi guidava l'auto sull'Argine, gli atti degli accertamenti dei vigili di Jesolo sono arrivati in procura, il bimbo estratto dal Sile resta in fin di vita. E ancora, era in spiaggia a Jesolo, ustionata dal solleone, neonata grave in ospedale, bimba di 15 giorni sotto il sole cocente senza adeguate protezioni e ricoverata in ospedale a Padova con ustioni, l'articolo di Cagnassi a pagina 3. Tutte e 3 notizie che interessano purtroppo dei bimbi piccoli, in questo caso nella nostra regione e prettamente nelle zone balneari. Richiami invece dalla provincia di Belluno, Nevegali, il giallo del blitz, un esposto sarebbe alla base dei controlli proprietari e gestori, è tutto in regola, abbiamo chiuso un giorno soltanto per manutenzioni, domenica 6 ore di ispezione dello Spisal all'impianto, ieri la seggiovia alta era fuori servizio, l'articolo di Alessia Forzin lo troveremo a pagina 16. Notizia trovata anche come richiamo sulla prima pagina del Gazzettino di Belluno, mancano alloggi per la polizia, gare in ritardo, la firma di Micheli a pagina 27, Sosso, fatto di cronaca, Belluno aveva un coltello, farmacista sequestrato da un balordo, l'articolo lo troveremo a pagina 20. E ancora a pagina 24, Sedico, torrentismo abusivo al parco, multati 6 turisti. Gli effetti del clima, fa troppo caldo, marmotte a rischio, l'articolo di Dalmassa a pagina 18 e ancora agosto d'autore, rifiuti e promesse, qualcosa non torna, l'articolo di Francesca Violi lo troveremo a pagina 32. Ancora il prof nominato dal ministro Schillaci, invito la Russo a un confronto pubblico, non sono Novax, non mi dimetto, i vaccini Covid, scelte sbagliate, l'articolo di Ferro a pagina 7 che riguarda Paolo Bellavite, 73 anni, ex docente dell'Università di Verona. E addentriamoci all'interno di questa edizione del Corriere delle Alpi. La prima notizia riferita alla provincia di Belluno la troviamo a pagina 16 ed è la seguente, la notizia che ha aperto questa edizione del Corriere che ci porta in Nevegal, ispezione alla seggiovia del Nevegal, controlli dello Spisa sulla sicurezza. Gli addetti si sono presentati sul colle domenica, non risultano sanzioni, ieri fermato per un guasto il secondo tronco. Sotto esame anche la casetta della Preschi da parte del servizio igiene alimenti, l'articolo è a firma di Alessia Forzin. Ristorante, spesa e svaghi, i rincari annui arrivano a 678 euro, notizia già letta come notizia d'inizio di questa edizione di Edicola Belluno che riguarda appunto l'infrazione che porta la provincia di Belluno al terzo posto a livello nazionale. Il clima che cambia invece è dedicato alle marmotte a rischio estinzione per il caldo potrebbero scomparire per sempre. Uno studio svizzero lancia il grido di allarme, stanno salendo di quota su terreni impervi e non adatti per le loro tane. L'articolo è di Francesco Dalmas.
Siamo nel capoluogo, notizia che riguarda il parcheggio dell'ospedale, Piazzale della Resistenza, sosta massima di 90 minuti nel parcheggio dello stadio. Disco orario nell'area di fronte alla gelateria e agli uffici di Confartigianato. L'ordinanza varrà fino a fine anno per favorire la rotazione nell'uso degli stalli. Manutenzione, il ponte Arriva Maor messo in sicurezza, riaperto al transito, notizia che interessa la frazione di Visome, siamo sempre nel capoluogo bellunese. E adesso invece un fatto di cronaca: sequestrato in farmacia con un coltello, il dottor Alesci ha vissuto momenti terribili in un turno pomeridiano. Ero con quest'uomo e non entrava nessuno. L'articolo è di Gigi Sosso. Sequestrato in farmacia sotto la minaccia di un coltello, un'ora e mezza di paura per il dottor Gianfranco Alesci della Santa Stefano, fino all'attesissimo intervento dei carabinieri che hanno arrestato e portato nel carcere di Baldenic un cittadino moldavo di una quarantina di anni. Nel frattempo era entrato un vero cliente, anche lui è rimasto in ostaggio, anche se un periodo inferiore di tempo. L'uomo è indagato per sequestro di persone e tentata rapina aggravata e si trova detenuto nel carcere di Baldenic. Risultava già in libertà vigilata e molto difficilmente tornerà presto in giro. I carabinieri sono arrivati dopo un'ora e mezza di tensione. Arrestato un moldavo a sinistra alla farmacia Santo Stefano, per chi si sta guardando da Facebook o YouTube, che si affaccia sulla centrale piazza omonima di fronte alla chiesa, sopra il dottor Gianfranco Alesci. I carabinieri hanno arrestato un quarantenne di origine moldava portandolo nel carcere di Baldenic. Il caso: accoltellò il suo fidanzato durante la lite, è a giudizio. Altro fatto di cronaca che vi aspetta a pagina 20 del Corriere delle Alpi. Noi continuiamo con pagina 21, notizie che ci portano nel Feltrino. L'abbraccio inclusivo delle mura solidali per basket porta aperta in Villa San Francesco, presentata l'iniziativa benefica legata al Giro delle Mura. Da Col promuoviamo lo sport tra i giovani, un riconoscimento a Vico Calabrò. E ancora sport, Enal Sport Villaga, tanto pubblico per San Fermo, estratti i biglietti della lotteria. Continuiamo con notizie che interessano il Feltrino. Ricco programma concentrato da giovedì 28 a domenica 31 agosto, previsti alcuni spettacoli. Nelle frazioni si cercano dei voilantari, battaglia con i cuscini e scorpacciata di pesto. La rassegna Voilà unisce artisti e pubblico. Siamo sempre a Feltre con pagina 22 del Corriere delle Alpi, progetto stravolto a Villa Paiera per l'asilo persi 6 mesi di tempo. La soprintendenza ha costretto a rivedere in modo significativo i materiali e lo stile costruttivo. Visto il ritardo, il comune medita di chiedere la proroga sui tempi di consegna. Un altro fatto che ci porta a Sedico, articolo a firma di Gigi Sosso: torrentismo abusivo nel parco, multa di 300 euro a 6 persone. Una comitiva di spagnoli è stata identificata e sanzionata dai carabinieri forestali. I turisti segnalati sul torrente Cordevole sono stati intercettati in Val Fogarè. Borgo Valbelluna, mense e trasporto scolastico, riviste le tariffe su base ISEE. E ancora da Borgo Valbelluna un premio per la miglior tesi dedicata a Gianfranco Orsini. L'iniziativa è partita dal comune dopo aver rifiutato di intitolare una via. Notizie dall'Alpago a firma di Ezio Franceschini: caldo e tanti eventi, Lago di Santa Croce preso d'assalto dai turisti nel weekend, gente in cerca di refrigerio in ogni spazio accessibile, tutti i parcheggi e le aree picnic erano esauriti. E continuiamo invece con Lagordino, un articolo a firma di Gianni Santomaso che ci porta a Vallada Gordina. La soffiata di una vice brigadiere Borioso fece scattare il blitz dei papaveri nel 1985. Parla Scipione Frizzi, all'epoca comandante della finanza di Belluno. A lui toccò portar via e distruggere le piante. Fu io ad andare in consiglio comunale a spiegare i fatti alla gente inferocita. E adesso passiamo a Cortina, nuova gara per gli alloggi della Polizia Federalberghi, bando pubblicato tardi. Alla prima si sono presentate solo 4 strutture, di cui 2 escluse. Il prefetto: troveremo presto tutte le camere. Si cercano 720 letti dove alloggiare il personale delle forze dell'ordine. Walter De Cassana, presidente di Federalberghi Belluno: se avranno bisogno restiamo disponibili a dare una mano. Ancora da Cortina, articolo a firma di Michielli, l'ospedale Ampezzano, Putti, pronta la sala operatoria per interventi di traumatologia.
E adesso si parla ancora di trasporto su ferrovia. PD e Verdi: è inconcepibile sopprimere i treni per Calalzo, l'ipotesi di chiusura della tratta da Ponte nelle Alpi accende le preoccupazioni, durissimo colpo per tutta la montagna, il servizio si sta già depotenziando, l'articolo di Gianluca De Rosa. Levata di scudi del Partito Democratico, Belluno Dolomiti e dei Verdi contro l'ipotesi di soppressione della tratta ferroviaria tra Ponte nelle Alpi e Calalzo, il PD provinciale esprime ferma e totale contrarietà alla possibile chiusura della tratta ferroviaria Ponte nelle Alpi Calalzo. Sarebbe un colpo durissimo per il Cadore e per tutta la provincia e per la montagna bellunese. È inconcepibile, si legge nella nota del PD, che dopo importanti investimenti pubblici per il rifacimento delle stazioni e delle infrastrutture si stia ora profilando il rischio concreto della soppressione definitiva del servizio proprio a ridosso delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Se questa deve essere la legacy olimpica, siamo di fronte a un clamoroso fallimento politico e strategico. Purtroppo sul fronte del trasporto ferroviario il governo e il senatore Luca De Carlo si sono distinti in questi anni solo per misure spot, senza alcuna visione di lungo periodo. Emblematico è stato il caso dell'Espresso Roma-Calalzo, costoso, incoerente, durato il tempo di un articolo di giornale e poi frettolosamente soppresso per manifesta insensatezza. Siamo sempre a Cortina, Costanza, Visione Comunità Tex Cortina è una scintilla. Jacopo Pertile, il fondatore dell'evento portato in quota 9 anni fa, appuntamento il 22 agosto in Colgallina con speaker di eccezione. Gran Caffè Tiziano, sabato la riapertura dello storico locale, l'inaugurazione è prevista per settembre, operazione nata da un gruppo di imprenditori. Una bella notizia quindi che interessa il comune di Pieve di Cadore. Queste le principali notizie che troverete nell'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. Passiamo invece adesso all'edizione del Gazzettino di Belluno. Siamo a pagina 3. Nevegal, sci d'estate, Nevegal tenta la via sostenibile. È quasi pronta la pista in sintetico, così contrastiamo la crisi climatica. E sempre dal capoluogo, sfalci, il comune bacchetta ai privati, poco senso civico. Palazzo Rosso ha incontrato i capi frazione per capire come stanno procedendo le operazioni. Continuiamo con pagina 7, qui i cani si allenano a salvare vite, Lifeguard Dog di Seren domenica era al lago del Corlo con i suoi eroi a quattro zampe, li addestriamo a Rocca, Achille, Larissa e Cuba collaborano anche con le squadre volontarie che affiancano la guardia costiera nel Veneziano, come si può vedere da questo scatto. Fonzaso, il decennale Mariano compie 170 anni, la festa nasce nel 1855 durante un'epidemia di colera fermata dall'intercessione della Vergine. E ancora da Feltre, mura solidali, ricavato sarà devoluto ad Arcobaleno 86, notizia trovata anche nell'edizione del Corriere delle Alpi. Continuiamo invece con pagina 10, Agordo in montagna con il patentino, basta sfruttare i canali social. No al brevetto per le ferrate lanciato da Bressan, Guide, Farenzena Soccorso Alpino lancia una controproposta. Ancora dall'Agordino San Tommaso, domani il concerto dei Celtica Pipes Rock, l'appuntamento in questo caso è alle ore 21 nella piazza di San Tommaso Agordino. Cencenighe, un centinaio di devoti riuniti a Gisel per ricordare l'umiltà di Papa Luciani. Ancora Rivamonte, Valle Imperina, un successo il doppio evento nelle miniere. Siamo a Cortina, sala operatoria nell'ospedale olimpico, realizzata all'interno del padiglione Codivilla, rappresenta una tappa fondamentale nell'iter di preparazione all'evento. L'edificio sarà completato in autunno in tempo per i giochi, ma poi resterà come polo sanitario in dotazione al territorio. Val di Zoldo, alpinista vola in parete sul gruppo del Bosco Nero, interviene Falco e La Salva. E ancora dal Cadore Pieve, in centro una boutique a cielo aperto. Siamo arrivati allo sport, la Dolomiti Bellunesi, calcio di Serie C, il bianco e il rosa è la maglia pre-gara. Prima dell'inizio delle partite i giocatori della Dolomiti Bellunesi indosseranno una casacca che richiama il senso di appartenenza al territorio. E vediamo in questo scatto la maglietta che appunto verrà indossata nella pre-gara. Grinta e talento, Oscari Kalajanisca rinforza il Cortina e punta al riscatto, una bella notizia in questo caso che interessa il mondo dell'hockey e prettamente la squadra di Cortina d'Ampezzo. E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.